Va che finalmente ha smesso di piovere. Comunque sta area camper ha macchine che passa a sufficienza, la colonnina alla corrente, l'acqua che non funziona, semplicemente perché non esiste, vedi tu, manca il tubo, i voyeur che ti spiano, il bidone delle squasse, una panchina sempre buona, sì, due posti, ricordo, l'entrata è pazzesca e comunque il sentierino attaccato. L'entrata è pazzesca perché praticamente tu devi entrare da questa strada, ok? Se è un mezzo di 7 metri di notte, poi come cazzo fai a girarti? Diciamo io l'ho fatto imprecando, però insomma vuol dire poco. E mi sono girato dentro una casa e poi puoi arrivare così, oppure arrivi anche di retro, ma de sera cos'è che vedi? Ah sì, guarda che gentili, sti qua sì, famosissimi, utilissimi, piccandoli per fare a cacca. Queste riprese sono gentilmente offerte dal mio iPhone ricondizionato pagato 197 euro. Pensavo l'altro giorno se non mi toglievano la monetizzazione avrei preso il 13 Pro per fare i video del canale. Però meglio così ragazzo, fidati che la libertà non ha prezzo e con l'iPhone Pro ti ci puoi pulire il culo. E anzi neanche a quello, perché non l'assorbe bene, non tira via i tocchi di cacca, i tarsanei dal culo. Così assaporo sempre più, perché già l'assaporavo prima, adesso ancora di più, Dio caro, la libertà di non dover per forza vendermi e seguire certe cose per far numeri, ok? E la libertà anche di non dover stare sempre con la testina bassa perché c'è un capo invisibile che ti butta fuori appena combini qualcosa di sbagliato. In più anche le musichette, sì esatto, bravo. I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. Ti ricordo, siamo nel comune di Paderno del Grappa, ok? Sentieri ce n'erano veramente tantissimi, però effettivamente non nell'immediato, ok? Cioè fuori dall'area camper c'è sta roba qua, ma se vuoi fare i sentieri quelli veri c'è da camminare oppure da pedalare in bicicletta. Io certo non ho voglia e tempo adesso. Vado a vedere se trovo l'acqua per le prossime volte. Uno è qui, però è dall'attacco a papera e c'è tipo 20 metri, no ma ci si arriva con la gomma lunga. Devo fare un piccolo test. Questo è registrato in 1080 e questo è in 4K, che si riesce a capire la differenza reale. Che peccato, non c'è rubinetto fuori. Pertanto l'unico è quello del parco in piazza, che è tipo 200 metri dall'area camper, però hai visto ci vogliono le taniche. Certo che inquietano un poco il probabile tasso di delinquenza che c'è qui, deduco io, perché è pieno di telecamere ovunque, divieti ovunque, qua divieto dei cani su tutta l'area. Qualche problema il sindaco qua? Che bello! Tutta sta strada! Fa trovare chiuso! Non metto nulla in dubbio, solo che a me non piace proprio camminare, quindi è sotto l'area camper. Giusto per te, se vuoi provare st'area camper che sia di passaggio, vuoi farti una camminata, ho fatto un po' il giro degli isolati, il quale dovevo portare a una villa segnata nelle mappe che però non ho visto. Comunque sono arrivato al campo da calcio. E a fianco al campo da calcio, guarda che bello, guarda che bello qua c'è esita da Drio, C'è il percorso che ti riporta proprio in bocca all'area camper. Deve essere stato felicissimo sto camperista qua. Anche perché che senso che aveva a metà sti robi, guarda, che uno va a sbattere e basta. Area camper di Treviso. Qua invece non va la colonnina alla corrente, ma va benissimo il treno dietro di te. Comoda, devo dire, l'area cani. Anche il cane è comodo, è sempre qui. Ah sì, io non è che stia proprio chissà che bene qua. Ed ora ragazzi saluto tutti e mi metto a lavorare. Tra le mie novità c'è l'iPad. Mi sta velocizzando il lavoro un casino. Non tanto per gli appunti che ce li ho sempre dietro, sincronizzati sempre col telefonino e il computer, ma bensì per quando devo copiare magari certi cataloghi di clienti o altre informazioni, le tengo sempre aperte nell'iPad. Io ho messo che il monitor non va mai in stand by e lavoro da iPad computer a comodità estrema. Sono anche consapevole che queste cose interessano a pochi, quindi chiudo.
vola tra le accuse della gente. Il cocalo a tutto questo è indifferente, ma il Cipi invece no, se lo vorrebbe mangiare con le patatine. Ma guarda come siamo anche simili ai cani. Allora, lei mi ha visto un bau e lo ha puntato. Il bau stava puntando la Amy e dopo, quando ha visto che la Amy la stava guardando, ha girato la testa dall'altra parte. Come invece quando che ti saluta, traduzione in lingua volgare, come le signore anziane quando le saluti, no? Che sta là a guardarti dalla finestra, dal giardino, ti guardano così, cioè neanche, porca miseria, un poliziotto mentre che guarda un ladro che si deve rubare. E dopodiché tu le saluti, allora scena muta e fa finta di niente. You understand? Please hold me. I love you like Fontaine e del mondo. Vai sigari!